Ecco, oggi una cerimonia sicuramente importante per ricordare coloro che sono morti di Covid, in particolare 2 medici. È una bellissima iniziativa. Io credo che sia anche un atto doveroso ringraziare i medici, ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in maniera intensa, senza risparmiarsi in questa pandemia. Quindi ovviamente non solo i medici, ma anche le forze dell'ordine, le forze di polizia. E ricordare quanti ci hanno veramente rimesso la pelle, sono morti, si sono ammalati e sono morti. Vedo che qui ci sono anche tanti familiari. Sono morti per un servizio incondizionato, svolto in un momento difficilissimo in cui abbiamo affrontato questa emergenza all'inizio veramente senza armi. Poi per fortuna la situazione è migliorata. Ecco, speriamo di non dover piangere più morti. Grazie comunque anche all'Ordine dei Medici, perché è veramente un'iniziativa lodevole che ho ritenuto di condividere con la mia partecipazione. Come mai questa iniziativa? L'iniziativa era nella settimana dei defunti, ricordare tutti i 352 defunti per Covid, tra cui 2 nostri colleghi, Roberto Cacioppo e Lorenzo Vella. Come si svolgerà la manifestazione? Sua Eccellenza l'Arcivescovo celebrerà una Santa Messa per tutti i defunti di Covid in presenza nostra delle istituzioni, del governo, delle istituzioni. Operatori nella sanità, medici, infermieri e tutti quelli che collaborano alla cura della salute pubblica, che in questo anno e mezzo, in questo tempo, proprio anche a motivo del loro servizio, della loro prossimità negli ambienti ospedalieri, hanno superato quella soglia che chiamiamo morte, ma quella soglia che ci introduce alla pienezza della vita. E lo facciamo oggi, 5 novembre, siamo nell'ottavario dei morti, ma siamo anche insieme, mi piace dire così, siamo anche insieme alla memoria di tutti i santi delle chiese di Sicilia, memoria liturgica che ricorre proprio oggi. E siamo in compagnia, perché quando noi celebriamo, soprattutto quando celebriamo la Santa Messa, l'Eucaristia, sempre lo facciamo insieme alla Gerusalemme nuova, cioè a quei fratelli e quelle sorelle che sono morti, così diciamo. Stentiamo a usare un altro vocabolo, ma che nella fede dovremmo dire sono nati al cielo. E quando noi ci raduniamo in assemblea eucaristica, ripeto, in particolare, noi celebriamo con loro, direi in una sorta di contemporaneità. Qualcuno dice che quando si celebra l'Eucaristia, il diaframma che separa la Chiesa terrena, e quindi noi, dalla Chiesa celeste, la Gerusalemme nuova, si fa più sottile. Nel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le tribù di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore, ha trovato grazia nel deserto un popolo di scampati alla spada. Israele si avvia a una quieta dimora. Da lontano gli è apparso il Signore, ti ha amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele.